Uno scooter che procede in direzione Treviso, un'auto nella corsia opposta che all'improvviso gira a sinistra e l'impatto inevitabile. Il tragico schianto pochi minuti prima delle 15 in Viale della Repubblica a Treviso, all'altezza della pizzeria da Pino. A perdere la vita Eddie Ganassin, 65 anni, di Casier, che viaggiava sullo scooter assieme alla moglie, 59enne. Nell'urto entrambi i coniugi sono stati sbalzati sull'asfalto. Per il marito, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 subito intervenuti sul posto, non c'è stato nulla da fare. La moglie è stata trasportata all'ospedale Cafoncello, ha riportato numerose ferite, ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo che procedeva in bici sulla pista ciclabile al momento dell'impatto e che per evitare i mezzi è finito contro un muretto. L'incidente è stato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza installata sul semaforo dell'incrocio con via San Pelaio. Pochi i dubbi sulla dinamica. La vettura, una Toyota Yaris condotta da una donna, ha svoltato verso il parcheggio della banca, adiacente a quello della pizzeria, e lo scooter, con in sella i due coniugi che procedevano verso le Stiore, non ha potuto evitare l'impatto. Della tragedia è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto il sequestro dei mezzi.